Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Alberto Negro, commissario di Veneto Agricoltura, un'importante realtà, un ente strumentale, se ben dico, della Regione Veneto, che merita di essere frequentato da tutti, anche perché è latore di importanti realtà sul territorio. Una di queste è, fra l'altro, protagonista di una iniziativa di cui accenneremo in questa puntata per ridare il sorriso alla pianura veneta, per cui saranno distribuite a cittadini della regione attraverso le amministrazioni comunali oltre 70.000 piante. Detto ciò, però, questo rientra solo in un progetto più ampio, che è un progetto, permettetemi, di una via veneta al Green New Deal, vale a dire, si parla tanto di sostenibilità. Veneto Agricoltura sta orientando le proprie iniziative in quella direzione che dovrebbe portare, come ormai bene o male si sente dire, agli obiettivi di Agenda 2030, Agenda 2030. Abbiamo avuto modo di parlarne in altra puntata, i dati del 2020, l'Osservatorio 2020 dell'ASVIS, che è l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, indica l'Italia a chiaroscuri. Ci sono settori in cui si va meglio, settori in cui, ahimè, si è arretrati. Detto ciò, però, Veneto Agricoltura che sta facendo e che farà in questa direzione? Grazie per questa domanda, grazie per avermi invitato a questa trasmissione. Certamente mi fa molto piacere parlare di quello che Veneto Agricoltura farà nei prossimi anni. Abbiamo appena presentato alla Giunta regionale il nostro programma triennale, quindi abbiamo messo giù le linee guida di quelle che saranno le iniziative, gli orientamenti che Veneto Agricoltura dovrà avere nei diversi settori nei quali noi operiamo. E diciamo che la sostenibilità, il concetto della sostenibilità, le azioni che dobbiamo sviluppare sono molto legati. Quest'anno abbiamo voluto proprio identificare all'interno di ogni nostro progetto, di ogni nostra attività, quale sia il legame ai 17 goal dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, perché sentiamo, viviamo quotidianamente la necessità di fare qualche cosa contro questi cambiamenti climatici. Tenete presente che circa il 93% degli europei considerano i cambiamenti climatici un grave problema. Il 93% degli europei ha compiuto almeno un'azione contro i cambiamenti climatici e il 73% degli europei ritiene che l'azione contro i cambiamenti climatici creerà innovazione. Quindi se vogliamo pensare ed avere un'onestà intellettuale, dobbiamo capire che i cambiamenti climatici sono in atto e che quindi dobbiamo fare qualche cosa contro i cambiamenti climatici. Ecco, a proposito di onestà intellettuale, mi piace ricordare quanto ha scritto il Guardian, importante quotidiano britannico, che ha detto che bisogna superare l'idea del cambiamento climatico, ma ormai parlare di crisi climatica. Beh, sì, ok, adesso per carità non sono all'altezza di giudicare il Guardian quello che dice, quindi mi va benissimo, mi adatto. Quello che noi dobbiamo cercare di capire è che, stante la situazione così com'è, lo vediamo tutti i giorni perché anche le trasmissioni televisive ci aprono gli occhi su alcuni aspetti, ghiacciai ed altro. Se noi arrivassimo con questo trend alla fine di questo secolo, noi avremo un aumento della temperatura globale nel nostro pianeta che non ci permette oggi di capire che cosa potrà accadere, e quindi è assolutamente determinante, e ne abbiamo la constatazione quotidiana, determinante fare qualche cosa. Veneto Agricoltura, che è l'agenzia per l'innovazione nel settore primario per il Veneto, deve avere assolutamente questo come obiettivo fermo nella propria attività. E questo è il messaggio che io ho voluto dare proprio con questo programma triennale di orientamento verso la sostenibilità. Ricordiamo che la sostenibilità è fondata su 3 pilastri: la sostenibilità sociale, la sostenibilità economica e la sostenibilità ambientale. Sono tutti 3 assolutamente legati, cioè non si può pensare di fare sostenibilità solo verso la parte economica o la parte sociale senza tener conto dell'ambiente e viceversa.
Ecco, quindi Veneto Agricoltura ha orientato tutte le sue attività e i suoi pensieri verso questo, anche nelle piccole cose, anche nel cercare di essere plastic free, anche nel cercare di trasformare il proprio parco auto da gasolio a metano piuttosto che auto elettriche. Stiamo investendo con l'università delle cifre importanti per coprire il parcheggio e farlo con pannelli fotovoltaici, con la ricarica delle auto elettriche nella nostra sede di Legnaro. Dobbiamo trasformare tutti gli impianti di riscaldamento che non sono ancora a energia rinnovabile nei nostri centri, quindi ci sono delle attività, dalle piccole cose, dai bicchierini del caffè che devono essere non più in plastica, ai grandi investimenti. Ecco, questo è quello che Veneto Agricoltura deve fare. Come hai detto prima, anche da questa analisi che è stata fatta sulla sostenibilità, l'Italia è a chiari scuri, cioè ci sono alcuni aspetti sui quali stiamo andando bene, stiamo lavorando bene, ce ne sono altri sui quali invece sicuramente si deve fare, e la stessa cosa la si ricava anche dal progetto Veneto Sostenibile che ha presentato la Regione. Ci sono molti punti nei quali la Regione Veneto è superiore alla media italiana e questo ci fa sicuramente molto piacere, però ce n'è un paio in particolare nei quali siamo sotto, e queste sono per esempio le attività in foresta, cioè la gestione delle foreste per rendere diciamo più adeguata la nostra regione a quelli che sono gli orientamenti dell'Agenda 2030 piuttosto che il Green Deal verso il 2050. Ecco che allora devono nascere una serie di progetti importanti che la Regione sta guidando e Veneto Agricoltura sta recependo e sta portando avanti, anche per cercare di colmare quei settori là. Il tema forestale, il tema delle piante, il tema delle foreste di pianura sono temi sicuramente molto sfidanti. Non voglio fare, tra virgolette, la carogna, però ho bisogno di un messaggio di ottimismo, perché questa iniziativa molto bella, ridiamo il sorriso alla pianura veneta, in qualche maniera va anche, o vuole anche, contrastare la cementificazione del territorio, insomma l'urbanizzazione del territorio, in cui, ahimè, il Veneto è stata nel 2019 la prima regione italiana per consumo di suolo. Però, condividendo tutto, l'impressione, il timore è che si combatta con arco e frecce contro i carri armati, vale a dire su un tema fondamentale come il consumo del suolo, l'avversario sono i grandi interessi economici, e in questo caso in particolare del settore edilizio. Per questo chiedo una ventata di ottimismo, perché sì, bisogna fare così, ma mi viene da pensare Veneto Agricoltura gioca facile, insomma, nel senso che è il proprio, lo specifico. Come riuscire invece a dare un segnale forte, dire bisogna proprio cambiare modello di sviluppo, o almeno rallentarlo, ecco. Hai toccato un tema che è molto delicato, che è quello del consumo del suolo. Qua bisognerebbe fare dei chiarimenti, perché per esempio quanto vale il consumo del suolo in Veneto, il nuovo progetto della Pedemontana? La Pedemontana è un progetto assolutamente determinante, fondamentale per la nostra regione, però anche quello per esempio rientra nel consumo di suolo, quindi non è detto sempre che il consumo di suolo sia cementificazione, siano nuovi palazzi, siano nuove fabbriche che si fanno. Bisognerebbe capire un attimino meglio nel dettaglio. Magari fossero nuove fabbriche, il problema è che sono nuovi capannoni vuoti. Ecco, però secondo me ci sono anche molte opere che noi stiamo facendo che purtroppo rientrano nel consumo del suolo, ma sono assolutamente indispensabili per la nostra regione. Quello che Veneto Agricoltura può fare, lavorando nel settore dell'agricoltura, è seguire quello che è proprio la nostra natura. Allora, per esempio, il progetto che hai appena menzionato, Ridiamo il sorriso alla pianura veneta, alla pianura padana, è un progetto che nasce in piccolo all'interno di un comune come Carceri, che è un comune della provincia di Padova,
dove il sindaco dice io voglio fare in modo che questo comune sia più verde, no? E quindi comperava o trovava le piante da regalare ai propri cittadini. Poi la cosa è diventata di un interesse più diffuso anche in altri comuni, e allora io mi sono fatto sotto con il sindaco di Carceri e dirgli se per te va bene potrei pensare ad ampio raggio, cioè per tutta la regione, di poterlo gestire noi come Veneto Agricoltura. Secondo me l'assessore all'agricoltura ha una sensibilità in questo senso, la giunta certamente ce l'ha, e quindi vediamo di costruire questo progetto. Questa è un'idea che gli avevo lanciato più di un anno fa, la regione ci ha seguito, ha finanziato in parte questo progetto, e quindi noi che cos'è che abbiamo deciso di fare? Di fare in grande quello che lui stava facendo nel piccolo, e quindi abbiamo informato tutti i comuni, gli oltre 400 comuni della regione Veneto, e perché loro dove si iscrivessero nel nostro sito, quello specifico che abbiamo fatto per questo progetto, e quando il comune si è iscritto i cittadini potevano prenotare fino a 10 piante ogni famiglia da piantare nel proprio giardino, nel proprio pezzettino di terra che avevano, piantare queste piante, e Veneto Agricoltura le avrebbe fornite. Il comune avrebbe raccolto, poi il comune dovrà raccogliere tutte queste piante, portarle nel proprio comune e distribuirle ai cittadini. Quindi un'operazione a costo zero per quanto riguarda i cittadini, perché finanziato principalmente dalla Regione Veneto, con un progetto specifico. E questo progetto ha avuto un grandissimo successo. Su 420 comuni della Regione Veneto, oltre 350 hanno aderito al progetto, moltissime famiglie, tanto che noi abbiamo terminato la disponibilità delle piante un mese prima della scadenza dei termini, cioè a metà settembre le avevamo già finite queste piante. E adesso dalla prossima settimana cominceremo a distribuirle. 70.000 piante, è un piccolo gesto, è una piccola cosa, però è significativa. E allora io dico, se ha avuto tutto questo successo, se c'è stato questo interesse da parte dei comuni e da parte dei cittadini, beh, io credo che l'anno prossimo Veneto Agricoltura dovrà assolutamente ripeterlo. Grazie ad Alberto Negro, che è il commissario di Veneto Agricoltura. Speriamo insomma, che queste 70.000 piantine, oltre a ridare il sorriso, insomma, in qualche maniera portino anche a ragionare spesso gli amministratori locali, che da una parte mettono le piante, ma magari dall'altra inurbano il territorio. Insomma, bisogna su questo riflettere, sposando comunque la tesi, che non tutte le opere sono inutili, questo è assolutamente vero. Grazie, a domani. Se potete, se volete, seguiteci. Ci si vede.